Vediamo questo secondo tentativo, 10 al via sui 2460 metri del Savio, 3 giri completi di pista, favori per Boys Going In, Federico Esposito, 1,26 la quota, 1,50 quota fissa. Pronti? 1, 2, 3. È velocissimo Talent B a conquistare il comando nei confronti di Urbi e Torbi Jet, che cerca di sistemarsi in seconda posizione e lo fa dopo 50 metri di gara, mentre all'esterno è veloce anche numero 7 Saxa S, la squalifica di squalificato. Saxa S va veloce all'attacco di Talent B, lo impegna, lo sopravanza e ottiene strada in 300 metri. Sax è nuovo leader quindi su Talent B. All'esterno avanza Zolabad, seguita da Boys Going In. 31,5 di 400, ma ricordiamo 3 giri di pista qui. Zolabad va su Saxa S, si trascina Boys Going in seconda posizione rimane Talent B, e intanto 600 metri in 47,4 con Zolabad che insiste, attacca, passa a condurre dopo 700 metri di gara, ma incombe subito il favorito Boys Going In, che va a sua volta su Zolabad e forza i tempi. Federico Esposito deciso, passa a condurre nei confronti di Zolabad. Questi due prendono vantaggio quando siamo a completamento del chilometro in 1,16,6. C'è ancora più di metà gara da percorrere, quindi lunga fila indiana con il favorito Boys Going In che conduce. Arriva ora ai 3/4 di miglio. 1,32,1, in seconda posizione si mantiene Zolabad davanti a Saxa S e quindi Talent B, mentre all'esterno cerca di farsi luce Urbi e Torbi Jet. Secondo passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Boys Going In, Zolabad in seconda posizione davanti a Saxa S, poi all'esterno Urbi e Torbi Jet che precede Osiride Griff, quindi al largo anche Taylor di Kuma, in corda più indietro Zelda Zak. Tanto parziale in 14,6, la messa sul ritmo comunque Federico Esposito, si trascina sempre Zolabad e quindi Saxa S. Siamo ora a 500 dalla conclusione con Boys Going In che cerca di prendere vantaggio, 400 alla conclusione. In vantaggio Boys Going In su Zolabad che rimane in seconda posizione davanti a Saxa S. Gli altri faticano a progredire. Netto margine di vantaggio per Boys Going In, Federico Esposito. In seconda posizione Zolabad, finale con Boys Going in nettissima evidenza. Viene a concludere isolato Boys Going In, Zolabad seconda, per il terzo Sax AS. Tiene a bada il finale di Taylor di Kuma. Finisce forte centropista anche Talent B. 1,16,4 sui 2460 metri. La vittoria per il favorito Boys Going In, quota addirittura di 1,27 al totalizzatore. Secondo posto per Zolabad che corre comunque molto bene. La vediamo in questo momento transitare sul traguardo nel rallenti che ci propone la regia. Al terzo finisce Saxa S che ha corso comunque bene, al quarto Taylor di Kuma, poi ci sarà probabilmente foto per il rimanenti piazze. Federico Esposito con questa vittoria si porta quindi a 15 punti, dovrebbe essere in testa alla classifica. Ci sarà la prova conclusiva che designerà così gli ultimi due finalisti di questa terza semifinale, che vanno ad aggiungersi a Tufano, a Mitrano, Stefani e Santomollo, e naturalmente ai già finalisti
Antonio Di Nardo e Roberto Vecchione in qualità di primo e secondo classificati a livello nazionale dello scorso anno.